Noi siamo assolutamente costernati, senza parole, perché è stata una notizia che ci ha veramente lasciato completamente di stucco e siamo vicini alla famiglia, perché comunque anche noi siamo tutti genitori e quindi ci mettiamo ovviamente nei panni della famiglia. Morire mentre si va a scuola. Da una parte lo strazio della famiglia Gentilin, dall'altro lo shock, lo sconcerto, la disperazione di compagni di classe e docenti dell'Istituto Agrario Sartor di Castelfranco Veneto, quello che Kevin frequentava per entrare nel mondo del lavoro nel settore proprio dell'agricoltura. Era iscritto in classe prima del corso triennale regionale che dà la qualifica di operatore agricolo. È commossa la dirigente Antonella Alban. La tragica morte di Kevin, avvenuta pochi minuti prima dell'inizio delle lezioni, ha gettato l'intero istituto in un dolore improvviso, ingiusto, difficile da gestire per gli adulti, devastante per i coetanei del ragazzo, in particolare i compagni che avevano condiviso con lui questo avvio di anno scolastico. A me è toccata la brutta incombenza di andare in classe ad avvisare i compagni, che sono rimasti scioccati, e adesso li stiamo seguendo con i docenti e avremo poi un percorso assieme allo sportello psicologico per seguirli, perché alcuni piangevano, altri erano talmente scioccati da non essere in grado nemmeno di pronunciare nessuna parola, come noi del resto.